4 giorni ricchi di eventi e nello spirito di Leggendo Metropolitano assistiamo ad una continua evoluzione e trasformazione, a testimonianza del fatto che i festival e le rassegne non sono solo 4 giorni di appuntamenti e di eventi ricchi di voci, punti di vista e prospettive, ma hanno dietro un processo di disseminazione, di messa in rete di tantissime realtà. Basta vedere i partenariati con le varie associazioni e con le diverse istituzioni. E una novità di quest'anno che apprezziamo molto e che ospitiamo anche ai giardini pubblici è il book camp, un modo di coinvolgimento delle scuole, di avvicinamento al mondo della letteratura e del libro, anche perché quest'anno mi è particolarmente piaciuto nel concept e nella presentazione una certa insistenza sui temi dell'agire, dell'azione, dell'etica, proprio perché io credo che tutti i linguaggi artistici e tutti i processi culturali debbano riprendersi un po' un compito etico di indicazione di nuovi mondi possibili, nuovi modelli, nuovi paradigmi, nuovi modi di essere anche nello spazio. E arrivo anche al fatto che quest'anno Leggendo Metropolitano si sposta in Piazza Palazzo, un modo eccellente per noi per risignificare dei luoghi che sono, questo è lo spirito del paesaggio, solo in funzione di come sono abitati, ibridati. Quindi grandissima soddisfazione per queste edizioni, complimenti a Saverio Gaeta, al direttore artistico di Proiresis e a tutto lo staff di Leggendo Metropolitano. Leggendo Metropolitano è Casteddu, un festival veramente importante, poiché queste occasioni può vivere a città in una location meda bella che è Casteddu, che è Castello e Bastione di Santa Croce. Poi turistas è straordinario, poiché vinti sa città di Bia, Casteddu, San Marina, Stampace, Villanova, tutti i luoghi della città vunti bivius in maniera druci. Noi siamo pregiaus, poiché Leggendo Metropolitano arribada a posti monumenti aperti, Sant'Efisi, sa diese sa Sardegna, meda iniziativas a undi sa cultura su goru de sa città. Insando seus traballando po creare medas iniziativas di questo tipo. Settima edizione, il vento che aspettiamo, racconteremo a Cagliari, alla Sardegna, speriamo anche di dire, possiamo anche sperare di dire all'Italia intera che c'è forse bisogno di cambiare, tutti noi, il sardo per primo, e noi giovani sardi e anche quelli più giovani di noi, per non darci un tono di giovinezza che magari non abbiamo, perché non puoi stare a casa ad aspettare le cose pronte. Saverio, fuori i nomi di questa edizione. Ma guarda, a parte quelli che già tutti conoscono, Jeremy Rifkin, Qureshi, Caicanover, Villa Matas, Patrick McGrath, ci sono luminari delle scienze, dal maggiore esperto di cervello e sintassi Andrea Moro, Gianvito Martino per quanto riguarda le staminali, gli scrittori Cristiano Cavina e Marco Missiloli, la seconda premio Nobel per la pace Angelica Livnet, sono veramente tanti i nomi. Una domanda che ci tocca da vicino e ci preme farti. Parleremo in questa edizione di lingua madre, traduzioni. Non hai pensato di dare uno spazio agli autori in lingua sarda? Guarda, allora io ti voglio rispondere così. Io credo che qualcuno oggi ci ha detto che questa è terra di festival. Io credo che ci siano altri festival che parlano di questo. Leggendo Metropolitano è nato con un altro spirito, che è quello di dire basta con l'identitarismo, con il sardino. C'è tanto altro che già racconta quello. Io sono l'ultimo festival in ordine cronologico di nascita. Se avessi fatto un festival come quello sarei stato Gavoi. C'è già Gavoi, chiedetela a loro di parlare. Io parlo d'altro, io parlo di metropolitano, io parlo di mondo, io parlo con un respiro che mette prima che i quattro mori le teste. Io dico sempre, quando Leggendo Metropolitano va fuori agli altri festival, tutti dicono cavolo che bravi, di dove siete? E noi con orgoglio siamo sardi.